Hola a tutti ragazzoli e buongiorno. Come potete vedere dalle clip sopra in pensione, non so se si dice, oggi fuori è veramente nuvoloso e comunque fa freddo lo stesso perché c'erano 3 gradi, mi sembra, 3 gradi mi segnavo in macchina, quindi vabbè. Più che altro la mattina è proprio il momento peggiore perché arrivi dalla macchina calda, devi scendere, senti questo gelo, dici ma perché, che me lo fa fare? Va bene, dai. Allora, l'obiettivo di oggi, vediamo se riusciamo a mantenerlo, come non riusciamo mai a mantenerlo, ma va bene. È quello di andare a ridefinire tutti i pezzettini che abbiamo tagliato ieri per le varie toppe. E una volta che sono pronti, ridefiniti, io ho intenzione di verniciare la parte nascosta con metteremo un fondo epossidico antiruggine, che comunque già la rabbia è zincata, e andiamo anche a verniciare il telaio a vista che c'è qua prima dove c'è il buco, ecco. Questo è l'obiettivo. È un casino, perché lo so che è un casino, però proverò a farlo a pistola, più che altro se non la usi mai non impari mai. E i pezzettini facciamo fuori, e per queste 3 robe qua, vabbè, siamo qua dentro, è proprio, essendo proprio che è verso il pianale, noi non potremmo tenere la pistola rivolta così perché il colore pescante ce l'ha sotto in fondo, quindi dobbiamo fare tipo lateralmente con il getto concentrato, può fare basta, che ci va già tanto colore così, quindi non si fa né polvere né niente, e lo faremo su tutti e 3, sempre se riesco con l'obiettivo, perché sapete che ormai vi dico cosa facciamo la mattina, o facciamo tutt'altro o non riusciamo a farlo. Bene, quindi niente colazione stamattina perché devo tenere lo stomaco vuoto questa sera che vado a mangiare il sushi, così divoro qualsiasi cosa. E iniziamo dai. Ah, giusto, ciangio le bande, ormai bisogna dirlo. Comunque, a proposito della pistola, ho avuto un suggerimento da Tiziano. Allora, la portata del colore, che io non sapevo, va sempre, quasi sempre messa al massimo, e la quantità d'aria sul compressore devi fare in modo che arrivi a circa 2 bar e mezzo. Ieri, quando all'inizio noi abbiamo spuzzato e non usciva aria praticamente, era perché, l'ho già detto ieri forse, cioè ieri nella scorsa puntata, era perché io l'ho impostato a un regolatore di pressione su 2 bar, ma quando tu schiacci la pistola c'ha un calo, lo vedevo dal manometro, e nel calo arrivavo quasi a 0, quindi io devo, per far andare a 2 bar, devo impostarlo a 4 bar. Quindi teoricamente se voi impostate il compressore a 2 bar reali in uscita aria dalla pistola, potete tenere anche l'aria aperta al massimo. Se no comunque mettete un po' più alto e abbassate un po' l'aria, comunque vabbè. Bene. Almeno, visto che sto imparando anch'io, se qualcuno di voi vuole anche provare o imparare o eccetera, almeno vi do dei consigli prima di fare cappellate, come le faccio io. No dai, vabbè, ci sta. Bisogna provare. Allora ragazzoli, sto facendo la piegatura, diciamo, del gradino di dove si sale, del pezzettino che dobbiamo fare, perché c'è una leggera più piega, e mi sono trovato la mia piegatrice personale. Allora, ho già sperimentato con l'altro pezzettino, che in teoria viene abbastanza bene, quindi magari una piega di circa 5,5 gradi, no, non lo so, sto facendo a occhio. Qua dove c'è il segno è proprio il punto che deve essere piegato, quindi io provo faccio leva con la morsa sopra col morsetto proprio sul punto, e più o meno dovrebbe venire. Allora, la prima parte, quella che andrebbe sotto, l'ho già fatta, e nel momento proprio che sarà in l'atto di saldare non ho idea di cosa viene fuori, cioè non so se fa troppo spessore, non lo so, bisogna provare poi. Anche qua sì, la piega sembra fatta un po' più sopra in realtà. Cosa devo fare al contrario?
tenere quella parte più lunga. Adesso vediamo come va. Allora, può andare bene, solo che questa parte finale è da dargli pure un verso in giù. Cominciamo. Questa mossa adesso qua comincia ad essere complicata, eh. Bene, questo è all'incirca il risultato finale. Ho dato la piega centrale e dopo la seconda verso qua per far combaciare bene. Adesso magari sta un po' in fuori, però vabbè, l'ho appoggiato lì così. Magari do un'altra rifilata qua. Comunque, ripeto, non deve essere bello d'estetica perché qua va coperto. L'importante è che sarà chiuso. Però dai, ci tenevo a farlo anche abbastanza preciso. La parte sotto, aspettate che non ho i guanti, se no ci sono le bave e mi taglio. La parte sotto è questa, però bisogna capire. Allora adesso non so se riesco a farvela vedere con una mano, perché sarebbe andare da sotto a tenerlo, però l'idea è quella di... ciao, non riuscirò mai a farvela vedere così. Perfetto. Più o meno sarà una cosa del genere, però ovviamente un po' più in basso è che l'ho incastrata adesso perché se no non ci sta. Con una piega maggiore in modo che questo pezzo dopo, arca miseria, ci stia sopra. Perché comunque lo spessore qua laterale ce l'abbiamo e comunque una volta che saldo questa, provo questa, nel caso qualche smartellata, cioè in qualche maniera ci stanno. Questo voglio farlo perché c'era di originale così, ma anche perché se no, aspettate che tiro via, se no poi vedete c'è questo foro qua che secondo me se io lo lascio così va a finire che col tempo dentro va l'acqua, è già arrugginito e succede un macello. Quindi allora o facevo una piccola paratia qua da chiudere, cioè facevo un pezzettino qua e lo chiudevo e basta. Però essendo che ci provo, vediamo se riesco a farlo. Comunque qua dopo c'è andare il peso di tutto il corpo quando tu ci sali, che vabbè, con questa base avanza, perché dopo viene distribuito il peso. Però ci provo, se vedo che viene fuori una cagata o non riesco, boh, lo taglio e non lo so. Proveremo. Questa ovviamente era la parte più complicata perché aveva le curve e tutto. Adesso andiamo a ridefinire i pezzettini dentro, che sono molto più semplici, devo solo ridefinire un attimo e teoricamente dopo possiamo verniciare. Teoricamente, vediamo come va il processo. Allora, alla fine smanettando ero riuscito a fare tutte le pieghe, guardate, è venuto fuori bene, ma bene sì, ho accorciato troppo questa parte e quindi non ci arrivavo, e in più anche qui dietro c'è un buco troppo grosso. Vi giuro è venuto nervoso perché è venuto così bene alla fine, però siccome è diventata una sfida personale l'ho rifatto, cioè lo sto rifacendo. Ecco qua il nuovo pezzo, mi sono tenuto ovviamente molto più lungo qua e molto più lungo qui, cioè giusto. E adesso lo sto ripiegando di nuovo, che non è semplice. Alla fine sto usando le due pinze, le due, pian piano lo piego e gli do la forma, almeno perché ho visto che c'è troppo dislivello dopo nel saldarlo. Se metti una piastra tutta dritta in più, qua ho provato a smartellare ma come vedete la piega è rimasta abbastanza come se fosse più rigido, no? Non so. Quindi ho detto vai, proviamo, e di per sé si può fare che si perde tempo. Però adesso è arrivata l'ora di mangiare, quindi mangio e finisco il modellamento del nuovo pezzo. Buon appetito a me!
Allora, con molta fatica ho trovato più o meno la quadra con le pieghe giuste. Dopo, una volta che andrà saldato, per dirti se qua è un po' più alto, non so, gli do un paio di punti, lo sbartello, comunque vabbè. Già è più di quello che mi aspettavo. Quindi, anche se ho perso un sacco di tempo, però mi sono un po' impuntato. Però dai, sono contento. Abbastanza. Adesso ci rimane di fare questi due che dovrebbero essere quelle proprio più semplici. I'm a shy. Who you think that you're talking to? I've been the shit, it don't matter the shit that I done or the shit I go through. My niggas with it, they know how I get it. We starting it up and I know how to finish. I ain't gon' say anything about it, just know that I got it. These niggas ain't fucking with me. Hey, niggas ain't fucking with me. Don't know what you thought, but I do it. You gon' know if I'm into it. I ain't gotta talk, I just get into it. We gon' slide and we gon' find a low. This ain't for the cameras, don't put on a show. It ain't for the world to know. And if it was, then everybody would know. I was trapping on the low. Allora, bene, finito anche gli ultimi due pezzettini, che erano comunque più semplici, erano solo da definire, ridefinire, vabbè, stesso. Quindi, tutti i pezzi da saldare sono pronti. Sono le 4:30, quindi ho perso veramente tempo, soprattutto per quel pezzettino lì. Credevo che il più difficile era quello all'inizio, ma non è stato così, perché mi sono impuntato a farlo con tutte le curve. Vabbè dai, ci sta, va bene e sono contento comunque del risultato. L'obiettivo di oggi della verniciatura ovviamente salta, perché o faccio la zincatura sui telai e basta, perché io volevo fare tutto insieme una volta che preparavo la pistola, perché faccio la zincatura sul telaio, ci butto anche il fondo. Si può verniciare il bagnato su bagnato, aspetti tipo un quarto d'ora e rispruzzi sopra. Quindi volevo, una volta che avevo la pistola, far tutto. Quindi secondo me si può evitare. Se proprio volendo posso provare a fare un paio di saldature. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. E vediamo adesso cosa ci penso, vi dico. Ok ragazzoli, manca mezz'oretta più o meno, vado via, però ho preparato tutto. Facciamo la prima la prima saldatura a filo. Un like solo per la postazione che mi sono creato con quello che c'era qui in giro. Io stavo mettendo il legno, solo che non so se il legno sotto può creare problemi, quindi io nel dubbio ho fatto una cosa del genere. Ho tagliato un pezzo di lamiera e ho fatto dei tagli e andremo a riempirli. Proviamo. Adesso io non ho idea se il pile può dare problemi, quindi io lo tiro via per sicurezza, perché non so quanto, non lo so, è la prima volta, quindi non ho idea. Scrivetemi nei commenti nel caso, poi per sicurezza me lo tiro via. Guanti e maschera ovviamente pronti e vediamo cosa combino. Dovrebbe essere semplicissimo, perché imposto ho dato un'occhiata al libretto, imposti lo spessore, lui regola in automatico la velocità del filo, la potenza, e ho visto che puoi scegliere anche il tipo di arco che vuoi fare. Io devo ancora accenderla, però metterò lo standard, quindi vediamo che succede. Scusate per la luce che non sarà anche, vabbè, come il resto del capannone. Allora, caschetto ce l'abbiamo. Allora, qua è impostato 0,9 perché l'avevo fatto con 0,9. Ah, questo è quello del filo, ok. Ok, 0,8 mm. Il tipo di saldatura non so che è successo, perché è uscito troppo il cavo. È uscito il cavo, non so perché. Ho tipo bucato.
Comunque la maschera c'ha una reazione assurda, velocissima, almeno da quello che ho potuto vedere. Poi adesso devo capire cosa ho combinato. A parte che qua sembra aver fatto tipo un buco. Niente, c'è qualcosa che non va, non capisco. Oh mio Dio, ho fatto dei buchi enormi. Perché sto facendo dei buchi enormi? Sto solo bucando. Perché? My problems go away when you put me on the road. Got me smoking on the loud. Don't know if you know about it, but I'ma tell you about it now. I've been down, I ain't low. If you with me, say it loud. All my dogs. Allora ragazzuoli, una merda. Allora, non so qual è il problema. Se io, se lei, qualcosa devo capire. Io non mi vergogno, vi faccio vedere la schifezza che è venuto fuori. Tac. Praticamente il mio problema, a parte le montagnette, il mio problema principale è che quando iniziavo a saldare mi si apriva di più il buco, cioè proprio si allargava di più. Quindi quello lì proprio non ho idea del motivo, del perché. Proverò a informarmi un attimo, magari chiedo a Gigi perché lui l'ha usata per fare un lavoro che ha fatto sul telaio del furgone, una riparazione, quindi comunque gli era venuto anche decente. Probabilmente sono io, giustamente. Però provo a chiedere a lui e mi informo un attimo, dai. Comunque, io già sono in ritardo perché mi hanno preso lì a provare e... Dai, sono contento di oggi, abbiamo fatto un bel passo. Abbiamo preparato i pezzi, ho fatto qualche prova di saldatura di merda, ma l'ho fatta. Domani è l'Epifania, ma noi siamo qua perché è l'ultimo mio giorno di ferie e vediamo di imparare a saldare bene. Continuiamo. E se riusciamo, no, senza se riusciamo, verniciamo i pezzi. Penso che sarà la prima cosa che faccio domani. Vediamo, sapete che i piani sono sempre un po' così. Hola a tutti ragazzuoli, benvenuti in un altro episodio. Oggi è la Santa Epifania, quindi auguri, anche se vedrete il video probabilmente in estate, no, non credo, però lo stesso. E noi siamo qui col freddo. Oggi c'è bagnato per terra, misto macchina che arriva. E domani sì, io ritorno al lavoro, quindi i lavori andranno a più rilento, non si dice a più rilento, a rilento. E voi vedrete comunque un video a settimana, però io andrò molto più rilento. Ma è normale, anzi ho sfruttato molto bene questo periodo di ferie. L'obiettivo di oggi, vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Allora, è assolutamente, ok, verniciare i pezzettini che abbiamo preparato ieri, con la protezione dalla parte bassa, ovviamente lo verniciamo, che poi, ripeto, non so cosa succederà quando andremo a saldare. Visto ieri i risultati, comunque mi sono un po' informato, dopo vi dico. È verniciare il telaio. Quindi prepariamo, cioè devo pulire dentro ovviamente perché non devo fare polvere e tutto, puliamo bene dentro, ci prepariamo per questo e se riesco, visto che uso lo zincante, volevo darlo su questi punti qua per non lasciarli vuoti.
cioè per non lasciarli lì a vista. E poi magari un giorno, non so, lo riprendiamo, a parte che era quasi finito, mancava bene pulire qui dentro, comunque poi vediamo. E non voglio lasciarlo così a vista, soprattutto visto che lo preparo per dare proprio una velatura sopra. E anche se dopo andremo a toglierlo via di nuovo, boh, però comunque ci tengo a farlo. Però bisogna prima eliminare, non lo vedete male, questa parte qua anche. Vediamo, cosa principale è quello. Se riusciamo questo e provare ancora a saldare. E non voglio far tardi stasera perché comunque devo sistemare un po' meglio tutto, essendo che dopo non ci sono per una settimana. E non voglio andare via neanche tardi, perché voglio andare a mangiare a casa un po' tranquillo con la mia famiglia e andare a letto presto. Quello vale alle 6, anzi alle 5:45. Guardate che pulizia, più o meno ovviamente, ho dato una pulita alla grande. Guardate che belli i guantini nuovi. Tra l'altro mi ha preso un po' un colpo, perché in alcuni punti mi è sembrato di aver visto altri buchini. Ho detto no. In realtà sono andato subito. Questo è perché avrei dovuto pulire per bene prima. Questo è stato un po' un errore, però è andata bene perché questi buchini era ruggine superficiale. Sono andato a grattarli tutti con la spazzola, con l'avvitatore prima di pulire. Ho detto almeno controlliamo se so già che devo morire un'altra volta per tagliare. In realtà sembrerebbe di no. Vedete, sono andato a carteggiare, dove vedete qua, senza che manchi il calore, sono andato tutto a grattare. C'erano un po' di punti comunque in giro, guardate qua dietro, qui c'era, però comunque erano superficiali. In alcuni punti c'erano proprio dei fori qua e ho visto tutto qua, guardate. Questa è un po' una merda, questo è stato il precedente specie di camperizzazione, non so che l'abbia fatto, che ha bucato il telaio direttamente, come anche tutto qua. Lì poi io penserò se stuccare o dare un punto di saldatura, vedrò cosa conviene fare, perché il punto di saldatura passa anche da lato lato, quindi dovrebbe essere più protettivo. Poi mi informo e vediamo. Qua è la parte messa peggiore perché ovviamente è tutto appiccicato, devo andare con una spazzola, però comunque come vedete ho dato una bella pulita. Internamente qua al telaio ho pulito pure bene dentro, da tirare via tutti i resti di tagli eccetera, e credo, se è una cosa fattibile, che all'interno spruzzerò tutto in zona dove arrivo e il feed oil, che è un convertiruggine che fa anche da strato di protezione, quindi lo buttiamo lì così a caso. Una volta che abbiamo questa zona di telaio che non andrà, cioè per arrivarci devi per forza tagliare da sopra, e quindi secondo me è una cosa che ne vale la pena di fare. Questo qui no, perché è rivolto al contrario, quindi la parte diciamo che si vede sotto, quindi quello non c'entra niente. Con gli altri buchi, ripeto, non saprò cosa fare, sicuramente dovrò chiuderli 1 o 2, quello è poco ma sicuro, però posso pensare di usarli sia per l'installazione futura o il passaggio dei tubi del webasto che installerò quando sarà, e quindi intanto li tengo, poi si studierà tutto. Andrò a mettere un po' di nastro di carta attorno a dove verniciamo vicino al telaio, perché comunque è inutile verniciare attorno, perché tanto devo grattarlo poi prima di saldare, quindi inutile vale spruzzare sopra roba che dopo devo rimuovere, tempo perso inutilmente, quindi li andrò a coprire e diamo proprio così spruzzate sopra di zincante che c'è dentro l'antiruggine, vi ricordo, no, convertiruggine. Comunque adesso, visto che voglio provare a vedere se riesco a tirare via anche questa, in modo da dopo dare proprio un anche qua questo c'è il mio collega che mi infetta. Ciao Diego, se vedrai questo video, ma non vedrai mai, però ciao lo stesso. E quindi dai, su. Prima di fare lo sportello però ho carteggiato tutta la parte dietro, grattato un pochettino i pezzi da verniciare, e ho rimosso la colla del nastro di carta che avevo attaccato per fare la dima, che l'ho lasciato lì un giorno ed è rimasta appiccicata, ci ho messo una vita a tirarla via. Anche dall'altro lato, comunque adesso l'ho pulito tutto bene, entrambi i lati, anche l'ho fatto adesso così almeno non lo prendo più in mano per diciamo farci altro una volta che ho verniciato
a parte saldarlo. Quindi l'ho pulito bene tutto e l'ho carteggiato, quindi è pronto per la verniciatura e per la saldatura. Bene, ho mascherato un po' il contorno qua dei fori, anche lì. Anche qui alla meglio, diciamo, ho coperto il petto, devo solo una spruzzatina così, tanto la protezione. Ho comunque un po' coperto il vetro. Questa parte qua sotto la lascio stare perché ho notato che qui sotto c'è ancora un po' di ruggine che non avevo tirato via. C'è tutto il bordino, c'è anche la parte bassa, quindi lo farò un'altra volta. Qua è leggerissimo, ho tirato via proprio leggero. Vedete, c'è pochissima ferro vivo, quindi lo lascio così. Stessa cosa per qua, questi punti li lascio stare, anche perché qua c'è la botta, quindi sarà da poi da stuccare. E no, invece qua io volevo verniciarlo, sì, perché ci ho messo il nastro. Sì, scusate, tanto io lo stucco dopo lo metto sopra lo zincante, così lui protegge sotto. Ok, come ho detto. Adesso vi farò vedere la procedura, cioè con un time lapse ovviamente, del tempo che ci vuole con la preparazione e anche dopo per la pulizia. Tanto i momenti in cui vernicerò non mancheranno, quindi poi vi farò vedere un po' più in dettaglio. Avete visto la prova, però diciamo oggi mi concentro a fare il lavoro, ecco. Quindi buona time-lapsata, mamma mia che parola. Ragazzuoli, male. Non sono riuscito a spruzzare lo zincante. La time lapse non credo che lo si nota, ma ho trovato tutto all'interno del contenitore dove c'era lo zincante, tutto pieno di grumi. Ho preso la parte che mi serviva, l'ho catalizzata, l'ho mescolata per bene, sembrava a posto, ma non usciva dalla pistola perché andava a intassare la pistola. Siccome mi dispiaceva buttarlo via, l'ho comunque usato sullo sportello all'interno con col pennello. Adesso se riesco vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo lì, vedete che c'è, a parte lo sossallamento, c'è, eccolo lì, così lo vedete meglio, tutti quei puntini. Io comunque l'ho dato lo stesso, tanto qua comunque si può poi carteggiare, rimuovere lo stesso. Intanto ho voluto darlo su. Qui dentro invece penso che proprio non me ne frega niente, ce lo lascio così. Questo qua non è estetica, non serve a niente. Era solo da protezione, quindi questo rimane anche qua. Quindi domani, quando tornerò al lavoro, ne parlerò con il mio responsabile. Io ho già mandato un video, capire se sono stato io a fare un errore. Però non è normale che ci sia tutti quei grumi là, secondo me. Considerando che io la latta l'ho tenuta sempre a casa al caldo, non qui dentro, e me la sono portata in giro in macchina per 3 giorni, ma la sera la riportavo sempre a casa per evitare di lasciarla troppo al freddo. Quindi, boh. Tra l'altro, mentre pulivo la pistola, vi faccio vedere cosa ho tirato fuori. Cioè, qua che pezzi enormi. Per forza la pistola si intasa. Ed è una... sono polveri questi. Polveri come se il prodotto non è stato disciolto bene. Non lo so, però ripeto, io non sono esperto, poi capiremo, cercherò di capire e vi aggiornerò. Quindi niente, sono rimasto un po' deluso, però vabbè. Sono praticamente le 4:30 e adesso sinceramente non credo che farò più nient'altro. Aspetto un po' che si asciuga qua fino all'ultimo, dopo questa tiro giù tutto perché non posso lasciarlo qua per una settimana. Metto a posto molto meglio
le cose e se riesco, che se è aperto, perché teoricamente è aperto, vado a comprare l'olio per la macchina, perché non è che sono in ritardo, lo dovrei fare in questo periodo, solo che ho preferito andare avanti con i lavori, però comunque è da fare. Quindi un sabato e una domenica che saremo qua, visto che ho già qua le pedane, faremo anche tagliando la macchina. E vabbè, bisogna farlo per forza. Quindi se è aperto il Norauto vado a prendermi l'olio. Vado a prendermi l'olio e dopo vado a casa, vado a cenare con i miei, vabbè. Comunque, adesso metto via un po' di cose. Bene ragazzoli, vi ho fatto vedere anche il lato negativo del sistemare tutto. Non essendo il mio il posto, devo sempre lasciare comunque sistemato. Fosse tutto mio, lascerei così anche gli attrezzi e che se ne frega, ma non è così. Quindi oggi praticamente non abbiamo fatto niente. Però vabbè, questa giornata è andata così, mi dispiace se non avete visto roba sostanziosa, a parte capire che non sono riuscito a verniciare. Noi come al solito ci vediamo settimana prossima, e per me sarà veramente settimana prossima, che tornerò qua sabato prossimo, con l'intento di continuare l'addestramento di saldare e saldiamo i pezzi. Mi porto i ritagli che ho fatto, me li porto via direttamente dove lavoro, magari mi vernicio i pezzi, così ce li ho già pronti per sabato. Mi porto avanti almeno. Bene, quindi come al solito, se vi va di supportarmi e sopportarmi, lasciate un like e se vi va iscrivetevi al canale, tanto è gratis. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!